Le pattuglie della mobile, quindi anche ipotizzando le eventuali vie di fuga, in autostrada sono uscite appunto sulla 13 a così localizzare e agganciare l'autovettura, questa con targa francese. L'hanno quindi seguita, classica attività alla vecchia maniera. Sono scese 4 persone con 2 borsoni e anche con dei sacchi, sono saliti su un'altra autovettura, quindi si accingevano a fare il cambio auto con targa questa volta rumena, bloccati. Praticamente si tratta di 4 cittadini rumeni, 2 dei quali con precedenti e condanne specifiche per questo tipo di reato. Si tratta di un gruppo ben strutturato, possiamo definirlo transnazionale, quindi attivo tra l'Italia come area predatoria e praticamente l'Est Europa, la Romania, beni quindi facilmente fungibili. Se non fossero stati bloccati questa mattina alle 8, questa era refurtiva e merce che viene destinata sul mercato della ricettazione e del riciclaggio nell'area balcanica. 2 fattori determinanti in questo caso sono stati sicuramente il collegamento con la sala operativa, no, della questura, per cui appena c'è stata la spaccata è scattato l'allarme, e poi un'attività anche, no, investigativa che prende le mosse dal precedente episodio del 17 dicembre, quindi anche un'indagine difficile.